Il sommario di questa settimana. Confartigianato Turismo Belluno è operativa. Deon, noi bellunesi. Canone TV, la RAI ci riprova a fare cassa. Ed infine consumatori più tutelati dall'Unione Europea. Rinnovato buon fine settimana e ben ritrovati al consueto appuntamento con Impresa Diretta. Dopo la presentazione ufficiale avvenuta a maggio, Confartigianato Turismo, coordinata da Cristiano Gaggion, diventa operativa e inizia un tour in provincia per presentare gli strumenti attraverso i quali agirà, e precisamente il portale Discovering Artigianato e i due marchi È Bellunese e 100% Made in Italy. Il primo appuntamento è fissato a Belluno, mercoledì 16 luglio, a partire dalle ore 18 presso la sede di Confartigianato in Piazzale della Resistenza 8. Altri incontri sono in calendario giovedì 18 luglio a Pieve dal Pago, presso la sede di Feinara Paludi, alle ore 18, quindi il 23 luglio a Feltre, il 25 luglio a Pieve di Cadore ed il 30 luglio ad Agordo. Nella rubrica Il Punto Con, che segue questo telegiornale, un approfondimento con il coordinatore di Confartigianato Turismo, Cristiano Gaggion. Il presidente di Confartigianato Imprese Belluno, Giacomo Deon, ha lanciato la proposta di un'assise di tutte le rappresentanze dei bellunesi chiamati a discutere le linee strategiche per il futuro della provincia di Belluno. La prossima elezione del Consiglio provinciale convince sempre più il presidente Deon della necessità che i bellunesi debbano guardare con responsabilità e lungimiranza all'avvenire del proprio territorio. I bellunesi, scrive Deon infatti, non possono più permettersi di non essere intimamente bellunesi, artefici del loro futuro, mettendosi insieme. Ci vuole unità di intenti per uscire dalle secche dopo 3 anni di commissariamento della provincia di Belluno e in vista dell'acquisizione di quella specificità montana che ben 2 leggi, lo Statuto della Regione del Veneto e la legge 56-2014, ci riconoscono. Saremo all'altezza della situazione? Si chiede Deon. La RAI ci riprova con la richiesta impropria del canone TV alle aziende. In questi giorni molte aziende stanno ricevendo dalla RAI la richiesta di pagamento del canone speciale, malgrado non abbiano apparecchi di ricezione. Un'azione verificatasi anche negli scorsi anni e poi chiarita. Ma ora ci risiamo e Confartigianato ha deciso di denunciare la questione. La cosa ha smosso governo e Parlamento. Nei giorni scorsi il sottosegretario per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli, ha annunciato la riforma del canone RAI entro dicembre, anche per fare ordine nel caos dei bollettini inviati agli imprenditori. Ultima notizia, una nuova normativa europea è entrata in vigore in questi giorni per rafforzare i diritti dei consumatori su tutto il territorio dell'Unione, potenziandone i diritti per qualunque acquisto essi facciano, sia online sia in un negozio. Anche le imprese potranno beneficiare di tali norme che creano condizioni di parità e rendono meno oneroso offrire prodotti e servizi in un contesto transfrontaliero. La nuova normativa garantisce ad esempio che i consumatori abbiano diritto in tutta l'Unione Europea a 14 giorni di tempo rispetto a 7 fino a ieri per cambiare idea o recedere da qualsiasi acquisto effettuato online o al di fuori di locali commerciali. Le nuove norme vietano inoltre le sovratasse per l'utilizzo di carte di credito e servizi di assistenza telefonica. E con questa ultima notizia ci fermiamo e diamo spazio ai servizi di approfondimento. Parliamo del turismo nella provincia di Belluno, un settore importante per la nostra provincia, un settore che sicuramente ha una possibilità di margini di miglioramento molto ampi e in questo contesto Confartigianato si è inserita offrendo alle nostre aziende associate degli strumenti per valorizzare le proprie aziende, i propri prodotti. Questo strumento si chiama Discovering Artigianato, è un portale multicanale composto da 7 sezioni, è un portale realizzato dalla Confartigianato del Veneto e ha una sezione interamente dedicata alla provincia di Belluno. All'interno di questo portale potremo inserire, si creerà una sorta di vetrina per le nostre aziende, quindi verranno inserite i prodotti che le aziende propongono, le aziende stesse in che contesto geografico si vengono situate e verranno creati degli itinerari denominati itinerari del bello e del buono, all'interno dei quali appunto ci sarà la possibilità di dare visibilità alle nostre aziende associate. Questo perché c'è stata un'evoluzione in quello che riguarda la comunicazione.
quindi il web è diventato molto importante ed è uno strumento sempre più usato e che ha una visibilità enorme anche al di fuori dei nostri confini. Quindi creare dei portali con degli itinerari da proporre al turista, al visitatore e anche alle stesse persone che vivono nella nostra provincia, che magari non sono a conoscenza di realtà poco distanti da loro, è un punto di forza molto importante. Poi Confartigianato Belluno ha creato un marchio denominato È Bellunese che identifica i prodotti bellunesi, quindi dà una garanzia al consumatore che questo prodotto è realizzato interamente nella provincia di Belluno e quindi un valore aggiunto in più di riconoscimento per le nostre aziende. Per far conoscere come funziona questo portale, come funziona il marchio È Bellunese, e abbiamo un altro marchio depositato a nome di Confartigianato che è 100% made in, sarà realizzata una serie di incontri a partire da metà luglio fino a fine luglio in tutto il territorio della provincia, nei quali verranno invitati gli associati e anche i non associati, quindi chi desidera conoscere questa realtà e farne parte, visto che parliamo di provincia di Belluno e sarebbe opportuno creare un ragionamento che sia complessivo per tutto il territorio e non limitarsi solamente a delle realtà singole. Quindi da metà luglio proporremo questa serie di incontri per spiegare in termini pratici come funziona questo portale, come funziona l'utilizzo dei vari marchi e come poter entrare a far parte di questa piattaforma multimediale. Un'altra cosa importante che poi negli incontri verrà spiegata è l'opportunità di e-commerce che all'interno del portale c'è, e visto che è uno strumento sempre più usato, direi che è un'opportunità maggiore che questo Discovery Artigianato può offrire alle varie aziende. Il Jobs Act, vale a dire le disposizioni urgenti per il rilancio dell'occupazione messe in campo dal governo Renzi, è stato al centro dell'incontro promosso da Confartigianato Belluno lo scorso 7 luglio in città. Un appuntamento organizzato per illustrare i contenuti e le novità introdotte dalla legge numero 78 del 16 maggio scorso. 2 i temi centrali: l'apprendistato e i contratti a tempo determinato, che approfondiamo con Ferruccio Righetto, responsabile della divisione relazioni sindacali contrattuali di Confartigianato Imprese Veneto. Si intende in realtà legge sui lavori ed è un complesso di norme che dovrebbero uscire per quanto riguarda la legislazione sul lavoro. Il decreto legge, che poi è stato trasformato nella legge 74, è in realtà una prima parte che riguarda 2 temi molto importanti per le aziende, che sono apprendistato e contratti a termine. Le novità più significative sono riguardanti in realtà il contratto a termine, perché introduce una novità rilevante. Non c'è più bisogno di dare la motivazione per quanto riguarda il contratto a termine, ma lo stesso contratto può essere gestito sotto il profilo della acausalità, quindi è sufficiente introdurre un termine che non è superiore ai 36 mesi e nel contempo sono previste al massimo 5 proroghe, innovando in maniera molto significativa rispetto alla normativa precedente. Una cosa molto interessante comunque di questa legge è che nelle parti fondamentali, quindi apprendistato e contratto a termine, non dobbiamo attendere altre normative, non dobbiamo attendere dei decreti applicativi, quindi è una norma già conchiusa in se stessa e già applicabile. È indubbio che noi potremmo fare le migliori leggi di questo mondo per quanto riguarda il mercato del lavoro, ma se non abbiamo prospettive economiche di rilancio nelle imprese, queste cadono nel vuoto. È indubbio che
la legge 74, appunto Jobs Act, come viene chiamata generalmente, costituisce comunque un indice verso le aziende di tranquillità nell'applicazione di determinate normative, e questo, in una situazione sicuramente ancora grave e particolare dal punto di vista economico, è un elemento di certezza che aiuta sicuramente chi ha l'intenzione di assumere. C'è dunque ancora la cassa integrazione straordinaria in deroga? Lo chiediamo a Paolo Porelli dell'ufficio sindacale di Confartigianato Belluno. Sì, c'è ancora, anche se siamo in attesa del decreto legge da dicembre dell'anno scorso. La Regione col 1° luglio ha fatto la proroga fino al 31 agosto e il 3 luglio le parti sociali si sono messi d'accordo per la procedura di semplificazione per l'allungamento dei verbali già in corso. Com'è cambiato il mondo dei preziosi in questi anni? Dunque, è molto cambiato rispetto agli anni precedenti. Noi abbiamo questa attività da circa 35 anni, quindi si figuri quanto e come cambia il mondo in 35 anni. Diciamo che comunque rimangono costanti gli anniversari, i matrimoni, i compleanni e tutte le ricorrenze per cui chiaramente le persone vogliono festeggiare e festeggiano comunque con un regalino che può essere più o meno importante in base alle decisioni della famiglia stessa, delle persone che devono sia fare l'acquisto che riceverlo. Che tipologia di preziosi oggi distribuite? Vari. Allora, ci sono comunque sempre gli oggetti preziosi d'oro e d'argento con pietre preziose o meno, e comunque c'è l'inserimento di altri materiali. Possono essere materie plastiche, possono essere metalli di vario tipo, leghe e composizioni comunque diverse e fantasiose, molto di più rispetto a una volta. Hanno oggetti di design ricco di fantasia, di componimenti e così via. Sono sicuramente tanti i tipi di gioielli che vengono utilizzati, fanno parte dell'abbigliamento, un accessorio per l'abbigliamento ormai. Quindi sì, sempre il gioiello rimane importante per chi vuole avere il gioiello di un certo livello, ma comunque sono possibili varie modifiche, ecco. Che clientela è oggi quella che entra nella vostra azienda? Varia, nel senso che c'è il ragazzo giovane, c'è la persona adulta, la persona anziana. Chiaramente in base a queste cose è logico che le scelte vengono fatte diversamente. Il ragazzo è più propenso a seguire la moda, l'adulto invece, se è per se stesso, acquista il gioiello più importante, con pietre preziose, con più sicuramente importanza di ricerca dell'oggetto classico e così via. La persona anziana di solito non acquista per se stesso, ma acquista per il regalo, che può essere per il nipote o comunque per una persona più giovane, però direi che assolutamente va più a scegliere un oggetto d'oro che altro, perché è comunque convinto che i soldi sono più ben spesi in oro e sicuramente rimane nel tempo il valore intrinseco dell'oggetto. Anche la pelletteria è un settore presente in azienda. Attraverso quali prodotti? C'è per esempio la Montblanc, che da sempre fa pelletteria insieme alle penne e viene distribuita nelle gioiellerie. Ci sono portafogli, portachiavi, cinture, borse, borsellini, pelletteria di vario tipo. Comunque su questa linea ora ci sono parecchie aziende che sono predisposte a distribuire nelle gioiellerie un prodotto appunto con pelletteria o prodotto simile.
In chiusura di Impresa Diretta il numero telefonico per eventuali informazioni 0437 933 201. Impresa Diretta che torna settimana prossima su Radio Belluno e Telebelluno, ma che potete anche guardare su YouTube nel canale dedicato di Confartigianato Imprese Belluno. Grazie per averci seguito.